Buonasera a Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Buonasera Zaia. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, la frana in Cadore non c'entra niente con la cementificazione, ha detto lei, non parliamo di questo, però ha annunciato a settembre che il Veneto adotterà una nuova legge molto rigorosa sul consumo di suolo che dice stop al cemento. Intanto però le voglio chiedere com'è la situazione adesso per quanto riguarda la frana del Cadore e anche che cosa avete ricostruito, che cosa è successo invece se non c'entra il cemento. Beh, guardi, stiamo parlando, innanzitutto la ringrazio, mi dà modo di chiarire questo aspetto ed evitiamo a molti ben pensanti e premi Nobel della situazione di dire anche delle cretinate. Stiamo parlando di una frana che si stacca in alta quota, una frana composta da ghiaioni, trasportata a valle da un torrente che si chiama Rio Secco, ma però ogni tanto ciclicamente si ingrossa. È talmente noto questo aspetto che a valle questo Rio Secco ha degli argini di contenimento anche di 4-5 metri. Quindi i vecchi si ricordano ciclicamente delle piene di questo Rio Secco. È venuto a valle più materiale del previsto, nel senso che si saranno staccate più o meno 50.000 metri cubi che stiamo già iniziando a rimuovere dalla zona. Hanno intaccato in un primo tratto l'impianto di risalita, quindi proprio l'inizio della seggiovia, e proprio nell'area di quel parcheggio in quota dove sostavano alcune auto, tra le quali purtroppo anche le auto delle persone che sono morte. Senta, lei oggi ha fatto un appello per i danni in Veneto e tra l'altro ha fatto anche un confronto con Firenze. Ha detto, che cosa ha detto esattamente? Firenze riesce a attrarre l'interesse della comunicazione molto di più di un tornado che abbiamo avuto nella riviera del Brenta, che ha interessato una fascia di 10 km larga, 500 metri. Abbiamo avuto un morto, 92 feriti, 500 case devastate, delle quali almeno 100 da demolire, 300 auto da rottamare. Ma soprattutto abbiamo avuto gli immigrati che sono venuti a dare una mano, proprio quegli immigrati che sono ospitati in Veneto. Però purtroppo del Veneto, quando ci sono le tragedie, si parla un po' di meno rispetto ad altre realtà. Ce l'avevamo il file, scusi Zaia, è partito così appena l'ho citato, però ora ce l'abbiamo in diretta, quindi no, ce lo commenti lei questo aspetto. C'è una sottovalutazione del Veneto? Perché il governo di Renzi è fiorentino-centrico? Guardi, io penso, ho vissuto questa tragedia anche con un governo di centrodestra nel novembre del 2010, quando abbiamo avuto metà comuni del Veneto, 235 comuni alluvionati con l'acqua, quindi i miei cittadini con l'acqua in casa e l'acqua nelle aziende. Siamo periferia dell'impero, siamo vissuti come tale. Si ricordano di noi solo quando c'è da pagare le tasse, ne lasciamo 21 miliardi ogni anno a Roma, però ogni tanto ci arrabbiamo perché davanti a questo tornado che ha avuto 350 km di velocità, dove il vento ha avuto 350 km all'ora di velocità, se voi veniste anche oggi e non sapeste che quello è l'esito di un tornado, tutti direbbero qui c'è stato un terremoto. Noi abbiamo una villa veneta interamente rasa al suolo, villa, corpo centrale e barchesse, ma abbiamo molte abitazioni, come dicevo, devastate, un centinaio da demolire. Io dico, non ho nulla contro i fiorentini e la tragedia che hanno subito, però c'è dimensione. Molto probabilmente nella ristrettezza dei fondi delle redazioni delle TV, dei giornali, la missione da Roma a Firenze la si fa in giornata e evidentemente in Veneto costa un po' di più, mettiamola così. Cioè non sono venuti i giornalisti in Veneto meno che a Firenze? No, da noi sono venuti e li devo ringraziare, però è altrettanto vero che i collegamenti e le dirette che sono fatte da Firenze, cioè in Veneto, se dovessimo utilizzare una proporzione rispetto alla devastazione in Veneto dovrebbero essere ancora lì collegati dall'8 luglio, cioè non c'è dimensione, no? A me spiace perché poi non vorrei che questo si traducesse anche in stanziamenti, però io ho un'unità di misura. Fatto 1 a Firenze si moltiplica per 100 per il Veneto. Resti un attimo con noi, facciamo una piccola pausa per il traffico, poi le voglio chiedere di quello che ha detto il ministro Galletti, cioè ci sono già dei soldi stanziati, adesso tocca a voi regioni spenderle, e poi anche dell'annuncio suo della legge sullo stop al consumo di suolo contro il cemento in Veneto. Tra poco. Eccoci qua, allora, di nuovo in compagnia di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Allora, siccome buonasera. Siccome assistiamo, l'ha detto un po' in parte anche lei prima, quindi me lo conferma, a continui rimpalli di responsabilità tra il governo, le regioni, in questo caso in particolare anche su cosa si doveva fare, cosa si potrà fare in futuro per evitare che ci siano delle frane, la manutenzione del territorio, la cura contro il dissesto idrogeologico. Galletti oggi ha detto c'è 1 miliardo e 300 milioni
da spendere, di cui 600 milioni circa già stanziati, e quindi tocca a voi, governatori, alle regioni, spenderli. Questo aspetto ce lo conferma? No, guardi, innanzitutto vorrei chiarire una cosa, che quando parliamo di questa partita non c'entra nulla con le frane, non vorrei che i cittadini, giustamente, che non sono chiamati a conoscere tutte le dinamiche delle scartoffie romane, pensassero che questa fosse l'efficienza nello stanziare a seguito di una frana. Questa è una partita che si perde nella notte dei tempi di contrattazione con le regioni. Arriva oggi questa notizia, ben venga, conferma l'iperattivismo del Veneto, perché su 600 milioni vengono destinati 153 milioni, quindi un quarto ai veneti. Perché? Perché noi siamo quelli che hanno i cantieri pronti, perché in questi anni abbiamo lavorato e siamo pronti a cantierare, perché il principio era la cantierabilità. Senta, oggi lei ha detto anche, ha parlato appunto di questa legge in arrivo contro il consumo di suolo. Il futuro non sono più il cemento e l'asfalto. Lei l'ha detto molto chiaramente oggi, in maniera molto netta. Sì, guardi, io l'ho detto anche in altre occasioni. Questo mio secondo mandato, che è iniziato dal 1 giugno, mi ha visto già presentare 20 disegni di legge da subito. Il primo è già stato approvato, che è sui progetti di finanza. Il secondo sarà quello sul consumo del suolo. Ci abbiamo lavorato peraltro un paio d'anni con autorevoli esperti, e la mia idea qual è? Che poi l'idea della mia maggioranza è quella di portare il consumo a zero. Vuol dire che le nuove cubature, le nuove realizzazioni si potranno fare aggredendo i vecchi edifici che verranno demoliti, quindi si recuperano le volumetrie. I vantaggi quali sono? Non consumiamo più suolo. 2, abbiamo il vantaggio che riqualifichiamo i centri urbani demolendo le cose sgradevoli nei paesi in giro, e riportiamo valore in capo a quegli edifici oggi sgradevoli che non hanno un mercato. Lo avranno perché rappresentano non più un edificio ma una potenzialità volumetrica della legge. Senta, però è chiaro quello che lei propone, cioè bisogna recuperare le vecchie volumetrie, ma come, abbattendo per esempio, o anche in che modo si possono, cioè in che modo si potrà costruire cose nuove? Recuperando cosa? Facendo cosa? Nelle vecchie aree. Guardi, facciamo l'esempio che rende subito l'idea. Se ci fosse una casa degli anni 50, che sono notoriamente delle case, nella stragrande maggioranza dei casi, poco coibentate, poco rispettose dell'ambiente, e anche che non hanno più mercato, pochissimo mercato, il proprietario di quella casa la può ristrutturare oppure la può demolire e ricostruire. Decide che non vuole ristrutturare, decide che non gli serve una nuova casa perché ce l'ha da un'altra parte, vende quel volume, verrà demolita, lì diventerà un fazzoletto di terra privato, quindi dove però non si potrà più costruire se viene costruito altrove. Questo è logico, perché lo scambio volumetrico deve dare un pareggio poi questo scambio, quindi se demolisco qualcosa la ricostruisco da qualche parte, dove ho demolito resta prato. Quindi a spese, diciamo, queste demolizioni dei proprietari o anche dell'ente pubblico in alcuni casi? No, a spese dei proprietari, che ovviamente ci guadagnano perché vendono la volumetria a loro disposizione. Sì. Dall'altro c'è anche un articolo che prevede la rigenerazione urbana, quindi si va verso anche il recupero dei centri urbani, pensando che il futuro non sia quello dei centri commerciali e delle downtown fuori dai paesi. Ed infine voglio ricordare che c'è anche un incentivo a tutti coloro che hanno abitazioni o insediamenti di qualsiasi natura all'interno di aree che hanno oggettive difficoltà. Pensiamo ad esempio all'interno dell'alveo dei fiumi, all'interno delle arginature. Ecco, quelle verranno incentivate affinché si vadano a demolire. Però chi invece non è proprietario di nessuna area, da quello che lei dice, allora dovremmo concludere che non potrà più costruire chi non è proprietario di qualcosa da dare in cambio? No, nel senso che se c'è una coppia di ragazzi che vuole fare una casa, andrà a comprarsi un'area che è dedicata a residenziale, dovrà recuperarsi la cubatura vecchia già esistente, in maniera tale che se si costruisce qualcosa in quell'area verrà ridonata alla natura un'altra area. Quindi diciamo diventa, come dire, un costo in qualche modo aggiuntivo, un onere. Cioè io voglio costruire un condominio in una zona del Veneto, lo posso fare a patto che vado a, come dire, a ripulire una zona di pari dimensioni. Spieghiamolo ancora meglio. Oggi se voglio costruire un condominio mi vado a comprare un'area
che ha potenzialità edificatoria, cioè ha i metri cubi disponibili, e pagherò quell'area un sacco di soldi, non la pago come valore agricolo, la pago per quanti metri cubi riesco a costruire. Domani avrò l'area che avrà titolarità ad avere una volumetria. I metri cubi non li pago più al proprietario dell'area, ma li pago ai cittadini che me li venderanno demolendo le loro case. Altra cosa però, tutte le concessioni che sono già in atto, no? Perché anche altre regioni che hanno provato a fare questa cosa qua si sono poi trovate di fronte al fatto che ci sono già concessioni per i prossimi anni, decine forse di anni, concessioni edilizie. Certo. Quelle cosa succede? Rimangono intatte, non si toccano? Diventa difficile dire cemento zero però a quel punto. Allora, la norma che noi stiamo ipotizzando è questa, e premetto che il Veneto l'ha già fatta per le aree agricole qualche anno fa. La moratoria di 2 o 3 anni, chi deve costruire costruisce, altrimenti si va a zero. Peraltro c'è un'altra norma prevista che è già utilizzata in parte dai nostri cittadini, che è quella della revocazione, definiamola così. Cioè, ci sono molti cittadini che hanno aree edificabili, ci pagano l'IMU, e vorrebbero non averle più edificabili. Di questi cittadini non si parla mai. Sì, vorrebbero tornare indietro perché pagano. Vorrebbero tornare indietro. I comuni non glielo permettono perché comunque incassano l'IMU, e invece noi mettiamo una norma in maniera tale che questa retrocessione, definiamola così, sia fatta d'ufficio semplicemente con una richiesta. Quindi si può tornare a terreni non edificabili che non pagano. Esatto. Che non pagano e quindi niente. tornano terreni agricoli. Senta, un'ultimissima cosa prima di lasciarla, sulla RAI. Il segretario del suo partito Salvini ha detto che non le piace la Maggioni perché va alle riunioni di Bilderberg, diciamolo chiaramente, ha detto proprio così. Condivide questo giudizio oppure apprezza il fatto che è una che ha fatto carriera interna all'azienda e non è un manager catapultato da fuori? Guardi, la vicenda della riunione è una vicenda giustamente che lascia sempre delle perplessità, anche perché quella riunione viene costantemente, annualmente contestata per le modalità, per i temi, perché sembra quasi che ci sia un board internazionale che decide il futuro del mondo. Detto questo, io non conosco la dottoressa Maggioni e quindi non esprimo considerazioni assolutamente personali o professionali. Le posso dire che la RAI è e continuerà ad essere lottizzata. A me sembra che sia assurdo nascondersi dietro un dito e far finta di dire che comunque oggi è apolitica e rappresentata solo da professionisti. Grazie Zaia, buona serata.